Buonasera e benvenuti alla quinta giornata del campionato nazionale femminile di Serie B2. Al Pala Cardella si affrontano Procori Ericina Volley e Volley Region Reggio Calabria. Dirigeranno l'incontro il primo arbitro Vincenzo Favara, il secondo arbitro Alessandro Grasso da Catania. E allora adesso incominciamo con lo starting six. Per la Region Reggio Calabria, col numero 14 Rebecca Surace, col numero 1 Giulia Speranza, col numero 3 Francesca Orlando, col numero 15 Elena Fiorini, col numero 7 Angela Milazzo, col numero 10 Antonella De Franco, libero col numero 4 Sara Speranza, allenatore Cesare Pellegrino, assistente Zino Surace. Procori Ericina Volley, col numero 1 Lea Vujevic, col numero 6 Carola Compagno, col numero 8 Eva Dibert, col numero 10 Camilla Macedo, col numero 13 Francesca Campagna, col numero 15 Maria Laura Patti, libero Sara Logerfo, numero 18, allenatore Luigi Allegra, assistente Santo Vassallo. Amici sportivi appassionati di pallavolo, ben ritrovati al Pala Cardella di Erice. Stanno per affrontarsi la locale formazione della Procori Ericina e il Volley Region di Reggio Calabria, match valido per la quinta giornata del campionato nazionale di Serie B2 femminile. Come sempre al microfono Enzo Biondo, in cabina di regia Massimo D'Azeglio. Vi racconteremo questa sfida che è importante soprattutto per le padrone di casa, chiamate a riscattare la doppia sconfitta patita in campo esterno, oltre che ovviamente a dimpinguare la classifica che alla vigilia di questa sfida la vede con soli 3 punti in tasca, frutto del successo 3-0 conquistato nel turno precedente, casalingo ovviamente, contro il Cus Catania. Dopo 2 trasferte dunque la Procori, matricola di Serie B2, torna al Pala Cardella. Primo punto che sta per avere inizio, battuta per la formazione ospite, il nostro libero e poi Laura Patti, che è l'ultima arrivata in casa Ericina. Il primo punto è conquistato proprio dalla formazione ospite con il numero 15 Elena Fiorini. Peraltro le calabresi si schierano con Rebecca Surace, Elena Fiorini, Sara Speranza, Giulia Speranza, Francesca Orlando, Angela Milazzo e Antonella De Franco, allenatore Francesco Cesare Pellegrino. Le nostre ragazze invece, o meglio il sestetto iniziale che ha scelto il nostro allenatore Luigi Allegra, e intanto la Patti conquista il primo punto. Lea Vujevic, Carola Compagno, Eva Di Bert, Camilla Macedo, Francesca Campagna, Maria Luisa Patti, Maria Laura scusate, Patti, e il libero Sara Logerfo. Gli arbitri sono i signori Vincenzo Favara e Alessandro Grasso della sezione di Catania. Quindi punteggio di 1-1. La battuta adesso è nelle mani della Procori Erice o Ericina. C'è qualche controllo, potremmo fare una battuta in sala VAR, ma dalle nostre parti nella pallavolo non c'è il VAR, almeno a questi livelli. Come è noto in Serie A c'è il challenge. Riprende il gioco, la battuta, tentativo di attacco delle avversarie che sbagliano. Credo sia stata la numero 10 Antonella De Franco. Ancora una battuta per Francesca Campagna, la nostra numero 13
E vai, brava la Macedo, appoggia il pallone del 3-1. È anche la giusta attesa per verificare l'approccio che le nostre ragazze avranno con questa sfida. Non è fortunato il muro composto dalla Patti e dalla Macedo. La palla finisce fuori. Turno di battuta per la numero 15, Elena Fiorini. Potente ma non trova il terreno di gioco la schiacciata di Lea Vujevic. 3 pari. Il pallonetto di Maria Laura Patti, che ha approfittato del vuoto lasciato dalle avversarie e in maniera implacabile portato a casa il 4º punto, secondo personale. Torniamo in battuta e è buona, brava davvero la Di Bert. Proprio ha toccato la riga e sorprendendo ovviamente le avversarie. Abbiamo trattenuto il fiato perché volevamo verificare dove cadesse il pallone. Buon per noi che ha toccato la sfera, la linea che delimita il terreno di gioco. Adesso il muro della Macedo che fa valere la sua fisicità. Tentativo di allungo 6-3 per la Procori Ericina. Primo errore in battuta della stessa Di Berta. Io di tanto in tanto ne approfitterò per ringraziare ovviamente tutte le ditte che hanno permesso e stanno permettendo alla formazione del presidente Occhipinti di vivere questa prima avventura in Serie B2 e su tutto lo sponsor principale, la Procori. Porto fondamentale, stavolta subisce il pallonetto la nostra formazione, si fa sotto di nuovo la Region Volley Reggio Calabria 6-5, rimane in battuta così come tutti gli altri sponsor che hanno condiviso questo progetto. C'è l'errore purtroppo in ricezione della compagna, sì. 6 pari. Recuperate i 3 lunghezze da parte delle compagine ospite, ma siamo ovviamente soltanto all'inizio del match, primo set. E rimettiamo il naso in avanti. Adesso le rotazioni portano la Patti in battuta. Maria Laura, atleta di provata esperienza da anni sui parquet d'Italia. La stessa Patti riavvia l'azione. Il tentativo di schiacciata che va dentro, non concede scampo la Vujevic. 8-6. Anche le nostre avversarie finora hanno conquistato 3 punti, ma ancora siamo proprio agli inizi della stagione, quindi l'importante è muovere la classifica, mettere fieno in cascina. Ottimo il muro e poi riescono a fatica le calabresi a rimandare
la sfera dall'altra parte, ma nulla possono su questa schiacciata che consente alla Procori di rimettere 3 punti di distanza. Ancora a Patti, la stessa Maria Laura che salva il pallone, avvia l'azione e questa volta Carola Compagno non sbaglia, portando a casa il 10° punto. Inizio più che positivo, infatti stavo dicendo della nostra squadra, e puntualmente il coach Pellegrino chiede il primo time out. Si riprende ancora con Maria Luisa Patti in battuta, 4 lunghezze di margine per la formazione ericina. Sorprende la stessa Patti la numero 10 Antonella De Franco, 11° punto. Una ricezione che ha messo in difficoltà le proprie compagne, ma buon per noi. C'è adesso l'infrazione commessa sempre dalla De Franco. Primi cambi da parte di coach Pellegrino, richiama la numero 14 Rebecca Surace sul terreno di gioco. Adesso la numero, se si volta ce ne accorgiamo, forse la 15, no, la 15 già c'era, ecco, l'abbiamo scoperta, Martina Greco, la numero 5. L'attacco, buono il muro, poi l'attacco della nostra formazione, un po' in difficoltà la compagine calabrese. L'attacco non chiude questa volta la Vujevic, ci riprovano le calabresi, Maria Laura Patti e poi ancora Carola Compagno, 13° punto. Buon inizio certamente da parte delle nostre ragazze, concentrate, determinate, decise a lottare su ogni pallone, come è giusto che sia. E la deviazione questa volta mette fuori causa la stessa Patti, però c'è da dire che il suo turno è stato più che fruttuoso. 13 per chi riceve, 7 per chi batte. Torna in campo la Surace, torna in panchina la Greco e in battuta tocca adesso a Antonella De Franco. Un pizzico di fortuna per Antonella Greco, che grazie al nastro porta a casa l'8° punto. Naturalmente turno di battuta ancora per la De Franco. Questa volta non riesce a fare passare la sfera, dunque si pareggia il conto degli errori in battuta, uno per parte. Punteggia adesso 14-8. Camilla Macedo, è il suo turno di battuta. L'attacco è
fiorano le dita del nostro muro, mettendo fuori causa la stessa Macedo, che va a rifiatare. Rebecca Surace, sul turno di battuta, riceviamo e ci proiettiamo in avanti con la Vujevic che porta a casa il 15° punto. Tocca a Lea Vujevic e ha cercato di emulare l'avversario, non è stata fortunata, e poi il pallonetto ci trova scoperte. 15-10. Giulia Speranza, la numero 1 del Volley Region Reggio Calabria. Sbaglia con il suo mancino. Carola Compagno, a lei il compito di rimettere in gioco e di rischiare la S o comunque la battuta sporca, il pallonetto, e riusciamo a portare a casa il punto numero 17 in barba alla scaramanzia. 7 lunghezze di vantaggio per la Procori. Ancora la Compagno, riusciamo a riconquistare la sfera, poi Laura Patti non riesce a chiudere, ma la palla ancora giocabile e vai Lea, 18° punto. Certo che noi abbiamo visto soltanto le 2 partite casalinghe, la prima è questa, mi è quasi d'obbligo sottolineare che qualora le nostre ragazze riuscissero a giocare, ad esprimersi su questi livelli, credo che potrebbero fare davvero un buon campionato. E alla fine non riescono a salvarsi ragazze calabresi. 19-10 è il primo set, lo ricordo, e vi ricordo anche che potrete seguire sempre le gare casalinghe della Procori Vicina attraverso Molteplice Web. Per il terzo anno infatti la società ha voluto farsi conoscere, farsi apprezzare in questo progetto di evidente crescita. E vai ancora Carola Compagno, mette in difficoltà con una sua battuta le avversarie, in quest'ultimo caso Caterina Genovese, che peraltro è anche il capitano del Volley Region Reggio Calabria, e coach Pellegrino non può fare altro che chiedere il secondo time out per tentare di frenare l'allungo che sembra decisivo da parte delle nostre ragazze. 20-10 il primo parziale, il primo set, meno di 20 minuti di gioco, calcolando ovviamente anche i 2 time out. C'è bisogno dei 3 punti, è inutile girare attorno all'ostacolo, c'è bisogno per migliorare la classifica, per ripagare anche gli sforzi posti in essere dalla società, da tutti i dirigenti. Tra l'altro mi corre l'obbligo salutare la mia carissima amica Pippi Pellegrino, poi anche Rino Fontana, Vito Oddo e tutti coloro i quali contribuiscono. Questa sera ad assistere al match c'è anche l'amico mitico Massimo Catani, poi Gio Pappalardo, insomma è una squadra che si impegna quotidianamente per portare avanti questo progetto pallavolistico. E Maria Laura Patti porta a casa intanto il 21° punto
approfittando dell'assenza del muro. Dietro una partita di qualsiasi sport c'è sempre tanto lavoro. La deviazione del muro non consente a Carola di salvare, anche perché sarebbe stato abbastanza complicato. La palla è andata a finire proprio all'incrocio delle righe che delimitano il parquet. 11° punto per le nostre avversarie, che vanno in battuta con Francesca Orlando, la numero 3. Colpisce ancora la Vujevic, un po' ben poco la sua avversaria, esattamente Caterina Genovese, la numero 8. La respinta, o il tentativo di respinta è andato a finire sul fondo. Intanto si cambia, torna in panchina Francesca Compagno e la Eva Di Berte, ritorna la Macedo e poi andando in battuta verifica dello schieramento. Si può riprendere? Credo di sì. Una battuta nelle nostre mani. E ancora la Patti porta a casa il punto, se la ride. (23-11). Questa battuta che mette un po' in difficoltà le nostre avversarie, poi chiudono fuori. 24-11, si avvicina la conquista del primo set. Toccare per il d'obbligo, ma totalmente tanti i set point. E vai, poi si ostacolano a vicenda e quindi portiamo a casa il primo set in maniera netta pure. 25-11 in poco più di 20 minuti. Adesso cambio pausa e noi ne approfittiamo per una breve sosta. Tornano in campo le formazioni di Procori Ericina e Volley Region Reggio Calabria per iniziare il secondo set di questa sfida che, lo ricordo, vale per quale quinta giornata del campionato nazionale di Serie B2. La formazione di casa ha vinto il primo set abbastanza agevolmente, 25-11, dimostrando proprio una buona concentrazione, tanta grinta, tanta applicazione. Cosa peraltro che avevamo già visto in occasione della prima sfida giocata contro il Cusso Catania proprio a Palla Cardella, e che magari è venuta meno probabilmente nelle gare esterne, dove la squadra di coach Allegra non è riuscita ancora a conquistare punti. Si può cominciare, questa volta il turno ad aprire le battute è proprio la formazione di casa con Carola Compagno, e porta a casa subito il primo punto sull'errore commesso dalle avversarie. Non si sono capite il libero. Sara Speranza e la compagna Francesca Orlando. Ancora la battuta di Carola che porta a casa il secondo punto consecutivo. Poi in difficoltà i nostri avversari. Ancora Carola, terzo punto consecutivo.
questa volta riescono a ricevere e ad avviare l'azione, ma c'è poco da fare perché è brava che grinta Eva Di Berta. Ha guardato l'arbitro come dire, per dire occhio a quello che fai, e poi ha ricevuto l'abbraccio delle compagne. E no, non funziona molto bene la ricezione delle calabresi. Proprio sembrano bloccate, impacciate, e l'Ericina ne approfitta. Ancora Carola. E ancora un punto portato a casa. 6° punto consecutivo. Corre ai ripari coach Pellegrino, cambia il libero, in panchina Sara Speranza. Il numero 90, credo il numero 99, 92, Luana Pasqualina, esatto. La nostra posizione, siamo un po' obliqui, quindi non riusciamo a volte a vedere i numeri. E alla fine ci pensa Giulia Speranza a ridare, scusate il gioco di parole, speranza alle proprie compagne, portando a casa il primo punto e spezzando la serie di punti consecutivi che la Procori aveva inanellato. La stessa, no, è il numero 7 che va in battuta, se non vado errato, sì. Aurora Milazzo, tocca a lei. No. Perché verifica da parte del secondo arbitro, si può riprendere comunque, tutto ok. Va fuori, non c'è tocco a detta del primo arbitro, e in realtà neanche la stessa nostra atleta, la Campagna, insomma, ha chiesto qualcosa, quindi ha visto bene il direttore di gara. L'altro c'è un errore nel tabellone, sì, 6-2. Si chiariscono, e infatti è giusto così, 2 punti per la Region Volley Calabria, Volley Reggio Calabria, 6 per la Procori Ericina. Ancora si gioca, riusciamo a salvare il punto, e poi toccato la rete, forse, credo di sì. Comunque torniamo in battuta sul punteggio di 7-2 e tocca proprio a Francesca Campagna. Pallonetto vincente da parte delle ragazze calabresi. Ancora la Speranza, è il secondo punto conquistato su 3 questo secondo set. Le rotazioni spingono Francesca Orlando in battuta. Insidiosa la battuta, ma fa una buona guardia lo Gerfo, e poi Camilla porta a casa l'8° punto. Perentoria la sua schiacciata, che non lascia scampo alle rivali.
Maria Laura vai, porta a casa il 9° punto. Apporto importante quello finora fornito dall'esperta atleta. Non riesce il secondo salvataggio, però va bene, hanno lottato le nostre ragazze, ci sta. Già aveva stato un mezzo miracolo salvare quel primo attacco, poi la direzione del muro, la palla che finisce fuori. Battuta fuori, non di molto devo dire, ma fuori. Credo pure che il primo arbitro abbia avuto qualche piccolo dubbio, ma non ci giurerei, ma probabilmente di pochi centimetri, ma la palla era fuori. E proprio la Patti alla battuta. La stessa Maria Laura poi. Si gioca ancora dall'altra parte la Vujevic. No, anzi no, mi correggo. Carola Compagno. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. E non me ne voglia l'allenatore di Reggio Calabria, che si chiama, al secondo nome anche Cesare, Francesco Cesare Pellegrino. Ancora un nostro attacco. Ancora. Non chiudiamo questa volta, ma è fuori il tentativo di salvare capre e cavoli da parte della numero 15 Elena Fiorini. 12-4, stiamo prendendo in largo anche nel secondo parziale. Riescono a portare a casa il 5° punto le ragazze di Reggio Calabria. Stessa Fiorini, è il suo turno di battuta. Una buona guardia del nostro libero e poi sembrava, onestamente devo dire, avevo avuto la sensazione che la sfera avesse toccato il parquet, forse sarà sfuggito al primo arbitro, va bene così comunque, non cambia la sostanza. 13-5. Io ho avuto la sensazione, anche le ragazze, le nostre ragazze, però come è ben noto ogni decisione è di competenza di chi dirige o arbitra una partita. Ancora un attacco, si salvano le ragazze ospiti, ancora colpisce male questa volta la nostra Eva Di Bello. Con in campo la Vujevic, rifiata la Macedo. Lo stesso errore, devo dire, è stato commesso dalla numero 14 Rebecca Suraci, con il pugno cercava il terreno di gioco, ma la era finita ampiamente fuori e quindi portiamo a casa anche il punto numero 14. Bel punto portato a casa questa volta dalle nostre avversarie. Con la respinta ha toccato anche il tetto. Ricordo peraltro, ne approfitto per ricordare che nella panchina della Procori siedono Giorgia Fontana, Adriana Cliscenti, Sofia Biondo, Tatiana Lombardo e Aurora Monreale.
oltre che alla mitica e impareggiabile Anna Pecorella. Recuperano 2 punti le ragazze di Reggio Calabria e poi allora decide bene Carola Compagno di portare a casa il 15° punto, e sicuramente Carola è tra le più positive in questo primo scorcio di match, sia nel primo che in questo secondo parziale. Ha portato a casa molti punti, tra l'altro è il secondo turno di rotazione nel secondo set e coach Pellegrino chiede il time out. Dicevo, la Compagno è stata decisiva, determinante nell'inizio del secondo set, quando la Procori ha inanellato 6 punti consecutivi sul suo turno di battuta. Comunque anche il secondo set sta scorrendo secondo i binari a noi più favorevoli. Noi ovviamente auspichiamo, sia per la società sia per le ragazze, ma soprattutto anche per gli sponsor che sono veramente, che hanno fornito e forniscono linfa vitale all'attività agonistica, in particolare gli sponsor principali come la Procori e altri che hanno deciso, come dicevo prima, di accompagnare questo viaggio, questo primo viaggio in un campionato di buon livello. La Polisportiva Ericina, che per la prima volta è riuscita a raggiungere la Serie B2, una provincia, quella di Trapani, che lo ricordo, magari per i meno attenti a queste situazioni, vanta tante presenze di ottimo livello, cominciare dalla Sigel Marsala, poi la Gesam pure di Marsala, ovviamente l'Ericina, e poi in Serie C Lentello Erice, come un movimento assolutamente meritevole di tutte le attenzioni del caso. E intanto Maria Laura Patti, mentre noi parlavamo, ha pensato bene di conquistare il punto numero 16 e adesso Coach Allegra manda sul terreno di gioco anche Aurora Monreale. Visto che ci siamo, ci diamo anche con le altre ragazze del Volley Region Reggio Calabria, Noemi Vittoria Palermo, Sara Cutré, Luana Pasqualino, già l'abbiamo detto, Martina Greco mi pare sia entrata. Sì, diciamo che tutti i nomi abbiamo citati, come è giusto che sia. Adesso ci sono un po' di cambi da parte di entrambi gli allenatori. La battuta adesso, turno che tocca proprio a Martina Greco, che poco fa avevo citato. Sì, in effetti già aveva giocato qualche scampolo di match. Secondo arbitro a colloquio con Rino Fontana e Vito Otto, non sapremo mai cosa si stanno dicendo, ma spieghiamo perché il gioco in questo momento è fermo. Credo di aver dimenticato di citare il mitico Santo Vassallo, che oltre a essere un supporto fondamentale per le nostre ragazze è anche allenatore in seconda. Siccome non ricordo se l'avevo citato, lo faccio ben volentieri. La prendo io, la prendi tu, non la prende nessuno. Prima battuta vincente per le nostre avversarie, che raggiungono quota 11. Sono sotto di 5 lunghezze. Poi con sofferenza riusciamo a rimandare la sfera dall'altra parte, però non la possiamo su questa bella schiacciata di Giulia Speranza, che senza che me ne vogliono le altre sue compagne è stata, diciamo, l'elemento che più si è distinta nel Volley Region di Reggio Calabria.
è fuori, questa volta sì, è fuori. Sì. Ancora l'attacco della stessa Speranza, fa buona, brave sia Laura che Camilla, doppio tentativo di Giulia Speranza, peraltro molto determinata, ma ottimo punto portato a casa, un super punto, un ottimo muro, 18-12. Riallunghiamo. Però cerca la diagonale ancora Giulia Speranza e non è fortunata, beffardamente il pallone tocca terreno e quindi determina il punto numero 19 per la Procori Ericina. (13 per chi batte, 19 per chi riceve). È fuori. Onestamente dobbiamo dirlo perché è sotto i nostri occhi, quindi sperava in un tocco la Macedo, che ha cercato di beffare gli avversari, ma di poco la palla è uscita. Bella schiacciata e bella risposta, poi chiede troppo Elena Fiorini, la palla finisce largamente sul fondo, 20-14. Adesso Maria Laura Patti, bel punto sempre della Speranza. Ha incrociato bene, potenza e precisione, bel punto, doveroso ammetterlo e segnalarlo. Un po' più combattive in questo scorcio di secondo set le ragazze di Reggio Calabria, ma nulla possono sull'attacco di Carola Compagno. Sicuramente c'è da fare un distinguo. Carola Compagno e Giulia Speranza sono state le ragazze che più si sono poste in evidenza. La differenza qual è? Che nella Procori un po' tutte hanno giocato a un buon livello. La stessa cosa non si può dire per quanto concerne la compagine, il sestetto calabrese. Adesso c'è bisogno di spray, probabilmente per la caviglia, forse neanche funziona la bomboletta, se la ride la Fiorini e fa bene. Camilla Macedo, il suo turno di battuta. Prima però il primo arbitro ha detto qualcosa. Forse gioco fermo, la Fiorina ha bisogno dello spray miracoloso. Tutto ok, si può riprendere. Camilla Macedo, il suo turno. 6 lunghezze da amministrare.
per portare a casa anche il secondo set. L'attacco murato, e poi no, è dentro, è ampiamente dentro questa volta però. A me sembrava ampiamente dentro, non è lo stesso avviso del primo arbitro, e quindi 16° punto per il volley Reggio Calabria. Troppo arretrata questa volta Giulia Speranza, e quindi la sua schiacciata si infrange sulla rete. La Vujevic, la sua battuta, poi il muro che attenua la schiacciata, e poi credo ci sia stata un'infrazione perché mi sono distratto un attimo, chiedo venia. Di fatto il punto è per la compagine calabrese, che si porta al -5. Peccato per questo errore, perché credo di poter dire che stavamo assistendo al miglior punto della serata, almeno fino a questo momento. Peccato per l'erroraccio commesso da Rebecca Surace. E adesso coach Pellegrino fa ricorso al time out sul punteggio di 23-17 a favore della formazione di casa, quest'anno targata Procori. Ancora Carola Compagno in battuta. Bello scambio portato a casa poi dalla formazione ospite, ma bello e interessante, certamente più vivace, più combattuto per meglio dire il secondo parziale. La compagine calabrese sta cercando di restare agganciata alla partita, chiaro, 23-18 non è proprio una condizione ideale, adesso diventa 24, bel punto portato a casa da Francesca Campagna, lungolinea che non ha lasciato scampo agli avversari. La stessa nostra atleta va in battuta per tentare di sfruttare il primo dei 7 set point che c'ha.
e questa volta non c'è bisogno di prolungare, si chiude anche il secondo parziale, 25-11, 25-18 in meno di un'ora di gioco. Diciamo che fino a questo momento la superiorità della Procori mi sembra palese. C'è stato un tentativo di stare agganciati al parziale, ma alla fine hanno avuto la meglio le nostre ragazze. Adesso pausa per riprendere la telecronaca non appena avrà inizio il terzo set. Sta per avere inizio il terzo set, partita valida per la quinta giornata del campionato nazionale di Serie B2 femminile. Al Pala Cardella Procori Ericina contro Volley Region Reggio Calabria, parziale di 2-7-0 vinti dalla formazione di casa, 25-11, 25-18 in meno di un'ora. E adesso sta per avere inizio il terzo parziale, la battuta nelle mani della formazione ospite ed in particolare di Rebecca Suraci. Durata la compagno, ci riprova la Vujevic, si salvano le nostre atlete. L'attacco adesso che va a buon fine da parte di Elena Fiorini, è il primo punto del terzo set. Peraltro ricordo che anche nel primo set le ragazze calabresi hanno conquistato il primo punto, una delle poche volte in cui si sono trovate in vantaggio. Fa ammenda Carola Compagno, lo riteneva fuori, non è così, e quindi diciamo un ace da parte della Suraci. Non chiudiamo e allora ne approfittano le nostre rivali con ancora la Suraci, che ha visto che c'era la possibilità di perforare la nostra retroguardia e ha portato a casa il terzo punto. Brava lo Gerfo, e poi ci salviamo con difficoltà e riusciamo pure a portare a casa il punto grazie all'errore commesso dalla stessa Suraci. Cose che capitano. Va a chiedere lumi al primo arbitro, che ricordo risponde al nome di Alessandro Grasso. Tutto chiarito, si può riprendere. Primo punto conquistato dalle nostre atlete. In battuta Carola Compagno, a lei il compito di rinvertire quanto fatto nei primi turni di battuta. Resta lì la palla, non riesce il nostro muro a respingere, beffata la nostra ricezione. Questa volta il nostro muro è riuscito a mettere le mani sulla palla, ma la stessa poi è ricaduta sul nostro campo, e quindi 4-1. che diventa 5-1 per questo errore di misura. Bisogna stare calmi, stare sereni, non è successo nulla, siamo solo all'inizio del terzo parziale.
posizione non perfetta e ne approfittano ancora una volta le ragazze di Covaci Pellegrino e dunque inevitabilmente Luigi Allegra chiama il primo time out del terzo set. Non massiccia la presenza di pubblico, ma comunque anche questa volta in tanti sono accorsi al Pala Cardella per seguire le giocate delle nostre ragazze. Si ricomincia, punteggio di 6-1 per il Reggio Calabria, che diventa 6-2 per la bella conclusione della Vujevic. Bisogna ovviamente accorciare le distanze. Brava Camilla Macedo, è stata lei a portare a casa il terzo punto. Adesso onestamente si lotta di più rispetto ai primi due parziali. Diciamo che adesso c'è comunque partita, ecco, diciamo questo. Murata, Rapatti. Otto a 3. Diciamo che è abbastanza inaspettato, ma ci può stare, perché le nostre ragazze hanno spinto parecchio, un calo di tensione, 6 punti sotto, 9 a 3. Sì, abbastanza seccata la Camilla Macedo, porta a casa il quarto punto. Decisione non gradita, quella del direttore di gara, primo arbitro. Secondo le nostre ragazze e anche il tecnico, la schiacciata della ragazza calabrese avrebbe toccato la rete
noi ci rimettiamo alla decisione del primo arbitro, anche perché non possiamo fare nulla. Intanto portiamo a casa il quinto punto e poi concentriamoci, lavoriamo per colmare il gap. Non riesce il nostro libero a controllare la sfera. 11-5. Alla fine sono ancora loro gli avversari a portare a casa il punto. Parlotta parecchio coach allegra con il secondo arbitro. Siamo sotto 7 punti nel terzo parziale. Una situazione davvero inaspettata per quello che erano stati i primi 2 set, ma la pallavolo tra le altre cose ha anche questo di bello. Adesso è chi protesta di più. Un po' alla volta. Resta sereno invece il coach Pellegrino. Tra le più accese la De Franco, ancora ci proviamo da quest'altra parte. Si allunga il distacco, 14-6. Diciamo che in questo terzo parziale sta funzionando meno l'attacco e qualche erroraccio in ricezione. Insomma, è calato il rendimento delle nostre ragazze, è cresciuto quello delle rivali. Così si spiega il inatteso parziale che sta maturando al Pala Cardella. Da Vujevic dà fiducia alle proprie compagne, portando a casa il 7° punto. Adesso è il suo turno di battuta. Sbaglia la battuta, non ci voleva in questo momento proprio. Ecco così gli occhi della Tigre, proprio in questo particolare momento del match, servono proprio questa grinta, questa determinazione. Sono 7 le lunghezze da recuperare, ma il terzo set è tutto da giocare.
voglio sbilanciarmi, ma c'era forse il quarto tocco, ma adesso il direttore di gara è finito un pochettino nell'occhio del mirino della critica. C'è anche un'ammonizione. Diciamo che sta scontentando un pochino tutti, quindi probabilmente qualcosina c'è. Si può riprendere. Cerca di salvare in volo la nostra Lo Gelfo, ma non ci riesce. Comunque merito anche alle nostre avversarie, che già nella seconda parte del secondo set avevano un pochettino migliorato il proprio rendimento. Adesso stanno giocando con maggiore attenzione e stanno sfruttando tutto ciò che le nostre ragazze concedono, come questo salvataggio, certamente proprio frutto di determinazione e grinta, e poi anche un pizzico di sostegno della Lega Bendata, che non guasta mai. - 17-9, 8 punti di vantaggio per il sestetto calabrese. Probabilmente, non voglio fare dire cose particolari, ma intanto c'è un'inflazione, per questo ho spiegato perché il punto è a favore della Procori. Dicevo, probabilmente sotto dei 2-7 e convinti che ormai, insomma, avessero ben poco da perdere, sono riusciti a trovare il meglio, e quindi questo intanto è un plauso e bisogna riconoscere un fatto che è evidente. Torniamo in battuta. Diciamo che in questo momento pure c'è da aggiungere che non gira davvero nulla per il verso giusto per il nostro sestetto. Undicesimo punto. Ovviamente noi spingiamo affinché le nostre ragazze riescano ad inanellare un paio di punti per accorciare le distanze. Ancora è tutto in discussione il terzo set. Cerca di sorprendere le avversarie e per poco non ci riusciva. E vai Vujevic, c'è bisogno delle sue sassate. E adesso qua c'è Pellegrino, paventando la possibilità di una striscia positiva per gli avversari, chiede il time out.
Ancora la Tiberti in battuta. Brava lo Gerfo, ho trattenuto il fiato. Ancora buono, non ha toccato il tetto. Che scambio ragazzi, anzi ragazzi. E poi ne escono vittoriose le calabresi, complimenti comunque ad entrambe. Proprio con grande accanimento, il punto più lungo, più lottato della serata. Ai noi, ovviamente, visto che siamo di parte. Lo hanno conquistato le nostre avversarie. 19-12, sempre 7 punti da recuperare. Non siamo riusciti a creare il famoso break. Time out questa volta che chiede coach Allegra. Situazione abbastanza compromessa. 20-12. Servirebbe l'impresa, ma la pallavolo ci ha regalato tante di quelle rimonte che a tutti i livelli, non soltanto a livello di Serie B. Ancora Giulia Speranza in battuta, che a differenza del primo 7,5 adesso può contare anche sul supporto delle compagne. Cercato di sorprendere la ricezione avversaria, ma la palla non ha superato la rete. Quattordicesimo punto, firmato dalla Vujevic. Torna in campo la compagno. Mi pare che anche la Logerfo è andata in panchina, sì, assieme alla Smeraldo. (14 per chi batte, 21 per chi risponde). La Macedo in battuta. La stessa Macedo. E vai Lea, 2 punti consecutivi che possono fare la differenza, possono caricare le nostre atlete. Ancora Camilla. Ancora un attacco, peccato, non abbiamo chiuso. Adesso ha toccato la linea dei 3 metri. Non è sfuggito al primo arbitro.
non passa la sfera. Meno 4. Buono il muro, ancora l'attacco della Fiorini, ancora il muro, 18° punto. Time out, ovviamente, chiesto da coach Pellegrino. Un mini break che ci voleva, lo avevamo lungamente richiesto. Solo 3 le lunghezze adesso che separano le due compagini. Sarà importantissima questa nuova battuta, questo nuovo punto che si giocherà tra poco. Ora la Fiorini che beffa la Macedo. 22-18. Torna sul parquet lo Gerfo, fa rifiatare la Macedo. Anche coach Pellegrino fa un paio di cambi. De Franco e Greco richiamate, tornano sul parquet. Mi pare Francesco Orlando, sì, sicuro, e la Speranza. La battuta tra le mani del Volley Region di Reggio Calabria. Ok, problemino al computer. Forse ci siamo, tutto risolto a quanto pare, almeno a vedere i gesti del secondo arbitro. Una battuta insidiosissima e poi la Fiorini questa volta non inquadra il parquet. Ci ha messo la forza, non la precisione, e allora Lea Vujevic. Ancora la Fiorini. E dentro 24-23. 23-19, il tabellone aveva esagerato e comunque Reggio Calabria ha 2 punti dal terzo set, e ciò significa rientrare pienamente in partita. Vedremo. Il 24° punto arriva adesso. Diciamo che la rimonta che auspicavamo si è fermata.
finisce così dunque 25-19, si va al quarto set in maniera abbastanza inaspettata. Noi ci prendiamo una pausa. E allora si ricomincia dopo la pausa per la fine del terzo set. Tornano in campo le due formazioni, Procori e Ricina, e Volley Region di Reggio Calabria. Punteggio per coloro che si ponessero all'ascolto e mi sentono soltanto adesso è di 2-7-1 a favore delle nostre ragazze, che dopo aver vinto facilmente i primi due parziali hanno dovuto subire il ritorno delle avversari, cedendo il terzo set 19-25, mentre ricordo che avevano vinto i primi due 25-11 e 25-18. Si ricomincia con la Eva Di Berte in battuta. Uno pari. Certamente più fallosa la nostra compagine, ma c'è da dire pure che hanno giocato meglio le avversarie, quindi bisogna riconoscerlo. Si ricomincia con la battuta a favore delle ragazze di Reggio Calabria. La ricezione di Maria Luisa Patti e poi, pur svirgolando, Camilla Macedo porta a casa il punto. Proprio ha sfiorato con il palmo della mano. Beh, va bene così. Maria Laura Patti fuori, nettamente fuori. Il tentativo di schiacciata, la diagonale provata dalla, credo, la Fiorini, credo, ma forse no, mi correggo, dovrebbe essere stata Rebecca Suraci. Ancora la Patti, la deviazione del muro mette fuori causa la stessa Patti. A 2, anzi è meglio dire 2-3, visto che la battuta è nelle mani di Francesca Orlando. Troppo tocchi, il pallonetto della Vujevic va a buon fine e la Macedo va in battuta. Al secondo tentativo Giulia Speranza porta a casa il punto. Lei stessa va in battuta. Non si sa come erano riuscite a salvarsi le ragazze calabresi e adesso c'è l'ammonizione, credo anche per la numero 8 del Volley Reggio Calabria, Caterina Genovese, che peraltro è il capitano. Un cartellino giallo per entrambe le formazioni. La Vujevic in battuta.
compagno, sì, credo sia stato il nostro numero 13, la Campagna, anzi, per essere preciso, visto che è femminile. Abbiamo in squadra compagna e campagna, quindi può succedere ogni tanto. L'importante è portare a casa il punto. Anche quest'altro settimo punto, 7-3. Mi sembrano tornate ad essere ben cariche e determinate le nostre atlete, e ci vuole. Peccato, ha tentato di sorprendere l'avversario, ma la sua battuta non è rimasta sul parquet, è andata fuori. E allora il capitano della compagine calabrese siamo riusciti a rimettere in piedi questa azione. Questo quarto set sta salendo in cattedra Lea Vujevic, e ce n'è bisogno ovviamente. Diceva compagno sul turno di battuta, ancora la compagno, il nostro attacco fuori, ancora un punto conquistato dalla Patti. Time out chiesto da coach Pellegrino, che ovviamente non vuole fare scappare le avversarie, cerca di frenarne l'impeto. Certamente questo quarto set è iniziato bene come approccio, si coglie la voglia, la sensazione delle nostre ragazze di riscattare il passo falso del terzo set. Si torna in campo con Carola Compagno che prosegue nel suo turno di battuta. Punteggio di 9-4. Va bene così. Elena Fiorini decide di forzare, non era nel migliore delle condizioni, equilibrio precario, ci consente di raggiungere quota 10. Non può forzare Giulia Speranza perché era troppo distante, e poi Lea pesca un pertugio per portare a casa l'11° punto. Troppo sbilanciata la volley Region. Un po' in difficoltà con questo in maniera un po' beffarda. Caterina Genovese porta a casa il quinto punto, non poteva forzare, allora ha rimesso la palla, ecco, però la nostra compagine era un po' sbilanciata e quindi la Fiorini, la parte che riesce a rimandare dall'altra parte, un pizzico di fortuna questa volta per la Fiorini.
e con l'aiuto del nastro mette fuori causa Carola Compagno. Rosicchiano 2 punti le nostre rivali, 6-11. Bel punto, bella giocata, brave sia la Eva Ebert che la sua compagna, ha portato a casa un preziosissimo 12° punto. Bella giocata, ottimo l'assist del nostro numero 8 e poi perentoria la chiusura. Ancora una deviazione che mette fuori causa la nostra difesa. Questa volta Giulia Speranza erige un muro invalicabile, nulla da fare per la nostra Patti. 8-12. Coach Allegra getta nella mischia anche Tatiana Lombardo. In 3 sulla stessa palla. Tre le lunghezze di margine, bisogna tornare a giocare come avevamo fatto all'inizio di quarto set. Momenti di una partita che a volte regala davvero scambi pazzeschi. Poi c'è l'infrazione ravvisata dal primo arbitro e c'è addirittura un cartellino rosso. Mi pare di scorgere un cartellino rosso, così è infatti. Peraltro il numero 14 ho letto il labiale, ha detto non ho fatto niente. Adesso c'è il tecnico che chiede qualcosa. Infatti chiede l'allenatore perché il rosso. No, non sappiamo cosa abbia detto l'atleta del volley Reggio Calabria. Adesso pare convinto Coach Pellegrino. Tra l'altro molto
non c'è il tocco e la palla finisce fuori, peccato. Peccato, una buona occasione sprecata per allungare ulteriormente. Tra l'altro era stato un attacco ben congegnato, ma la misura diciamo che non è stata precisa. Questa volta invece sì, si lasciano sorprendere le regine. Torniamo a +5 con Maria Luisa Patti alla battuta. C'è bisogno della sua lunga esperienza, una ragazza che da anni calca i parquet di tutta Italia. Ancora la Vujevic e ancora un punto. Dai ragazze. Dai ragazze, che adesso ogni punto è importante. Torna in campo la numero 7 del Volley Reggio, Aurora Milazzo. Si accomoda, si fa per dire, la capitana Caterina Genovese. Esagera questa volta Giulia Speranza, non c'è stato nessun tocco, era ampiamente fuori e non proprio l'abbiamo visto nettamente. Ancora Maria Luisa. Riesce a chiudere questa volta la Vujevic, allora ancora la Speranza. Peccato, un'altra occasione sprecata per portare a casa il punto. Rientra Carola Compagno a rilevare a Tatiana Lombardo. 11 per chi batte, 17 per chi si appresta a ricevere. Francesca Orlando. Le rotazioni le assegnano il turno di battuta. Ove la Compagno e vai Camilla, vai! C'è bisogno di tutte. Adesso abbiamo la Campagna sul parquet a rifiatare il nostro libero Lo Gerfo. Camilla, è il suo turno di battuta. Sbaglia Carola, peccato. Insidiosissima la battuta. Ancora buona la palla. Il muro. Adesso si lotta davvero su ogni pallone in maniera anche accanita. E ne trae giovamento ovviamente lo spettacolo, che non è stato particolarmente esaltante. Peccato. A tratti ci sono stati degli scambi più che belli, ma non proprio con intensità. Ecco, diciamo questo. 13-18.
non sbaglio dicendo che anche le ragazze avvertono l'importanza di ogni punto giocato. Non chiude la Vujevic, brava Lolo Gerfo, diciamo brave tutte le ragazze sono in campo, dai, non è giusto fare differenze perché tutte si stanno impegnando davvero allo spasimo e poi purtroppo la sfera è fuori. 4 punti di vantaggio. Time out. È il momento di serrare le fila, massima concentrazione, massima applicazione. Non riesce Carola ad averla meglio sul muro. 15-18, si riduce il margine di vantaggio. È calato un pochettino il rendimento della Procori ed è salito di contro quello del Region di Reggio Calabria. Ancora c'è un problemino al tavolo. Diciamo che questo è il momento da chiamare in causa uno slogan del Polisportiva Regina: credeci sempre, arrendersi mai. E peraltro così deve essere quotidianamente in tutti i campi dove siamo impegnati. E dai Lea, punto preziosissimo che ci proietta a +4 a quota 19, che spezza la risalita delle ospiti. Proprio Lea Vujevic in battuta. Massima attenzione ragazzi. La stessa Lea non riesce a difendersi, anche perché il pallone gli è piovuto addosso. Cambio palla. Brava. Non era facile portare a casa questo punto.
ha trovato proprio lo spazio per beffare proprio le a proposito di ringraziamenti, mi corre l'obbligo di citare anche gli altri sponsor, impresa edile Giacalone, Tonna Aurica, l'Ottica Fodale. Io non li so tutti, non li conosco tutti, però dico, man mano che per esempio Eurocalcestruzzi SRL, sono tutte realtà che hanno deciso di contribuire a questo viaggio, a questa avventura. La prima, lo ricordo, in B2, la Teving del mio amico Franco Ingoglia, magari nelle prossime partite poi ci faremo dare l'elenco da parte dei dirigenti. È difficile dimenticare l'impresa edile di Benito Manno, sempre pronto, sempre disponibile a supportare l'attività sportiva. E vai Maria Luisa, vai! Adesso davvero ogni punto diventa fondamentale. 21-17. E dobbiamo aggrapparci ovviamente alle nostre ragazze più esperte, a coloro che hanno vissuto di situazioni del genere, di sfide dove si lotta punto su punto. Occhio, no, attacco, non riesce a chiudere la Macedo e poi c'è l'errore buon per noi di Elena Fiorini e ci regala il 22esimo punto. Torniamo a più 5. Time out chiesto da coach Pellegrini. Brava Aurora, un ace preziosissimo, diciamo che proprio il nome è beneaugurante. 23-17. Torna in campo la capitana del Region di Reggio Calabria e intanto sono 6 i punti di vantaggio. Un ace che può pesare, che fa scollare di dosso pressioni, paure, anzi ancora che dove viene, ma mi sono distratto un attimo, non ho capito cosa è successo. Comunque credo che Aurora abbia commesso un'infrazione e quindi il direttore di gara l'ha sanzionato concedendo il punto alle nostre avversarie.
Adesso c'è un altro cartellino, anche questo rosso. Credo che la contesa si basi sul fatto che secondo il nostro coach la palla era passata, dove avrebbe toccato il nastro, e invece secondo il direttore di gara non è così. Secondo cartellino rosso. Adesso c'è anche Camilla che chiede spiegazioni. Diciamo che questa sera la direzione arbitrale ha lasciato un pochino tutti scontenti. Ai noi è il 20° punto del Region. Adesso c'è il direttore di gara che riceve il suo secondo. Si riprende a giocare, qualche vena polemica. Diciamo che entrambe le panchine, le ragazze e gli allenatori hanno avuto modo di ridire sull'operato degli arbitri. Noi non ci esprimiamo. E il muro è fuori. 21° punto per la Region, che riporta il suo fiato sul collo della Procori. Ma ci sono ancora 2 punti da difendere, quindi ragazze state calme, state serene, concentrate, soprattutto concentrate. Il nostro attacco non riusciamo a chiudere. E vai Lea, 24-21, 3 match ball. Anche questa giocata può essere determinante. Di mio aggiungo che credo di poter dire che comunque le nostre ragazze meritano il successo. In alcune situazioni non sono state attente, in altre non sono state fortunate, ma credo che sia fuori discussione che meriterebbero di portare a casa i 3 punti. Adesso 22-24 sulla battuta della Region. Chiama il cambio coach Pellegrino, toglie la Fiorini, forse perché magari batte meglio Martina Greco, vedremo. Il nostro attacco è fuori, la chiudiamo così, 25-22, e portiamo a casa 3 preziosissimi punti che